Eccolo il Gigi. Siamo a Giais e andremo oggi in esplorazione sui sentierini qua sui colli. Giriamo in via Basilio Brollo. Il terreno mi sembra ottimo. Bello. Allora, in questo momento stiamo provando la DJI Osmo montata sul casco perché su manubrio mi dava già problemi l'attacco, perché praticamente scivolava come niente con le vibrazioni. Siamo qua con Gigi oggi e proviamo queste due DJI, quindi mi sa che, cara GoPro, ti metterò via nello zaino. Bene, saltiamo in sella e proseguiamo. Collega poi al sentiero figo, quello che faremo bomba. Carino. Piccola incertezza, ma riprendiamo subito il sentiero. Abbiamo trovato uno che ci dà dentro. Tranquillo, respira. Attenzione qua alla rotta sporgente. Ragazzo, ci sta dando dentro qua. Wow, stupendo. Ora, due possibilità. Pronti? Gigi non si dà per vinto, si vuole tuffare a bomba anche in questa discesa. Oh, oh, oh. L'ho evitato perché non mi ha costato. Qua abbiamo la strada verticale. Adesso dobbiamo tornare su. Ripartiamo. Stiamo costeggiando la muraglia. Adesso vediamo Gigi cosa ci propone di fare. Carina questa parte. Eccoci qua arrivati ai capitelli votivi. Occhio qua, Bello, mi piace.
Io vado di qua. Hai preso proprio quello più difficile. Sì, infatti la mia prima opzione era quella lì centrale, però dopo, visto che a sinistra era più facile, sono andato a sinistra. Adesso deve tornare a prendersi la telecamera perché se no me la tengo io. Curva stretta. Carino. Carino. Meritava ridere risalita. Andiamo in esplorazione. C'è acqua. È un inghiottitoio, vero? Sì. Una pozza. Piccolo trasferimento su asfalto. Sì, e più avanti giriamo a destra. E qua si gira a destra. Bisogna stare attenti perché ce n'è un'altra. Vedi che è passata la moto anche di qua. Se non è un ritmo un po' veloce qui. Wow. E qua ci colleghiamo dove siamo partiti prima, in via Brollo. Seguiamo le indicazioni della freccia rossa, giusto? Pronti? Bon, adesso facciamo questo qui. Uno degli ultimi che faremo. Bravo! Occhio! Perché sarebbe andare a sinistra. Io l'ho fatta a destra come la prima volta, ma ho perso. Questa volta l'ho fatta bene. Ora siamo ritornati sulla ciclovia, sempre FVG3. Guarda che bella vista che c'è da qua. Fatta.
È impegnativa. E qui sbocchiamo sulla strada del campo di calcio. Praticamente siamo arrivati in centro, a Gais. Centro per modo di dire. Ecco, giunti a termine di questo giro. Bello ma non bellissimo. Grazie a Gigi per averci mostrato un po' di sentieri qua della zona e ci vediamo alla prossima.